as a monkey in a tree. I could cope with stormy weather as long as we're together. You're the silver lining to any dark cloud. If I'm feeling blue, I just take one look at you. My heart skips a beat and I sing out loud. Yeah, yeah. I'm the one for you and you're for me. Let's go. All right now. Formare in provincia di Rovigo più di 4.000 ragazzi dentro le scuole. Organizziamo attività per far conoscere sport a destra e manca. Alle famiglie veramente faccio un appello corato da sportivo: curateli, fateli fare attività sportiva esattamente come la matematica, come l'italiano, come le scienze. Cercate di veramente cambiare la cultura di tutti noi. Io mi auguro che noi adesso abbiamo un ministro dell'istruzione che è un laureato in scienze motorie, non c'entra la politica, dico che spero che finalmente mettano un insegnante di attività motorie nelle scuole primarie, e siamo troppo in ritardo rispetto a tutti, e questi ragazzi qua, sapete qual è il problema? Che non vanno più nei fossi come andavamo noi. Questi ragazzi qua hanno bisogno di fare attività sportiva molto di più in maniera organizzata per sopperire a quello che non c'è più, cioè i fossi, le rane, i salti, queste cose qua. Quindi è per la loro salute, perché questi ragazzi sono come i miei figli, io ne ho uno di 15 anni e 12 anni, e se li vogliamo bene lo sport deve far parte della loro giornata. I'm the one for you and you're for me. Let's go. All right now. Signor parroco, allora devi chiamare i catechisti, cambiare nome e chiamarli allenatori. Bravo. Secondo, non devi farli stare seduti in aula, ma trovare modo di fare catechismo vivo. Bravo. E così nel loro giro di tutti gli sport metteranno anche dentro lo sport educativo alla fede. Auguri a tutti quanti. Grazie. Grazie eccellenza, e naturalmente aspetti un pochino anche a favore di telecamera, di foto, è giusto? Allora, come comunità tagliolesi, così come abbiamo premiato le associazioni, questo chiaramente è un ringraziamento per la presenza, perché è chiaro che è un onore per noi averla avuta qua una settimana e averla qua oggi, e quindi a nome del Comune di Taglio di Po, del CONI, di tutte le associazioni sportive di Taglio di Po, ci tenevamo un piccolissimo ricordo della giornata, di questo pezzo di attività fatta assieme. Grazie. Solitamente i cavalieri danno i cavalieri al merito. Io ho questa targa anche senza merito, ma le prendo ieri.